È stato solo uno degli slogan del picchetto formato dalle addette alle pulizie scolastiche scese in piazza questa mattina per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. Una rappresentanza delle oltre 200 lavoratrici che hanno incrociato le braccia con queste richieste. Vogliamo un contratto dignitoso, 3 ore sono poche per portare a casa uno stipendio dignitoso, non arriviamo neanche a 500 euro, abbiamo persone che lavorano per 1 ora e mezzo. Sono circa 200 in provincia di Treviso, puliscono le scuole dove vanno i nostri ragazzi, a condizioni economiche sempre più svantaggiose a ogni cambio di appalto. Sono dei lavoratori dimenticati dalle istituzioni a tutti i livelli. L'appello è rivolto alle istituzioni, logicamente alle scuole, a tutti quanti, perché il pulimento nelle scuole pubbliche riguarda tutte le persone, tutta la gente. Sotto accusa soprattutto gli appalti assegnati dopo ribassi fuori mercato. Non è certo gli appalti a ribasso, chi vince, chi offre meno, ma la qualità. La qualità non c'è, qui c'è solo l'interesse dell'azienda e l'interesse del committente a spendere meno possibile a discapito del lavoratore. Ecco. Solidarietà alle lavoratrici è arrivata anche dagli studenti. È preoccupante vedere che contratti e non c'è dignità nel mondo del lavoro. La pulizia comincia, pur essendo necessaria, comincia comunque ad essere una cosa quasi superflua, vista come una cosa superflua che va fatta dopo e che non è di primaria importanza all'interno di una scuola. Oggi lo sciopero e il presidio in città per una lotta che continuerà e non solo per le scuole. Ci sarà un nuovo sciopero per il settore del pulimento, non soltanto per quanto riguarda il settore della scuola, pulizia, ma anche per quanto riguarda ospedali, pubblici esercizi e agenzie di viaggio, il prossimo 6 giugno, proprio per dare nuovamente visibilità a questi settori che sono invisibili, ma sono i settori molto importanti per tutta la collettività.